Ester Cason, sono consigliere delegato della Fondazione Giovanni Angelini, Centro Studi sulla Montagna di Belluno, e questa fondazione è intestata al professor Giovanni Angelini, che aveva come nonno, un nonno prestigioso da parte materna, Valentino Pancera Besarel. Valentino Pancera Besarel, detto anche semplicemente il Besarel o Valentino Besarel, era nato nel 1829 ed è morto nel 1902. Era nato ad Astragal di Forno di Zoldo, una delle 3 frazioni di Forno di Zoldo, e quindi era la terra a cui si sentiva particolarmente legato, però era riuscito ad aprire un laboratorio addirittura a Venezia sul Canal Grande, quindi da semplice artigiano del legno era riuscito a fare una carriera strepitosa fino ad essere considerato uno scultore del legno. Lui proveniva da una famiglia, una stirpe di artigiani del legno, discendeva da questa stirpe dei Besarel, il cui capostipite era Valentino Besarel senior, cosiddetto, nato nel 1711 e morto nel 1800 e qualcosa, non ricordo adesso di preciso, e nell'effigie dell'atelier di Venezia, nel laboratorio, che era uno stabilimento a tutti gli effetti d'arte di Venezia, era riportata sempre questa origine del Valentino Besarel senior dal 1747 fino al 1800. Nella chiesetta di Astragal, che era attigua al laboratorio e alla casa, Besarel ha lasciato molte opere, molte sono anche dei suoi antenati, e nella stessa ha operato anche la figlia Caterina Pancera Besarel, che collaborò moltissimo nel suo atelier, aiutandolo, e che ha realizzato 2 angeli genuflessi accanto all'altare. Operò soprattutto nel campo del legno. Lui si considerava uno scultore ligneo innanzitutto, anche se lavorò anche nel campo, si serviva anche della pietra, lavorava anche la pietra, e insieme alle sculture lignee viene ricordato anche per delle opere di arredo, per esempio arredi delle chiese, e quindi non soltanto sculture di Madonne con un bambino, ma anche arredi nelle chiese o arredi in palazzi privati prestigiosi. Valentino Besarel si fece conoscere innanzitutto dopo aver frequentato l'Accademia d'Arte di Firenze tra il 1860 e il 1861, quasi un anno di permanenza a Firenze, che gli aveva consentito di assumere uno stile che potremmo definire rinascimentale, come si nota nelle prime opere. A Firenze, dove era stato per accompagnare il fratello Francesco, che era renitente alla leva, partecipò alla prima esposizione universale italiana nel 1861 e vinse un premio importante, quindi cominciò a farsi segnalare attraverso la vincita di questo premio importante di una cornice che era intitolata La Fratellanza Italiana. A questa cornice fecero seguito molte altre cornici nel corso di tutta la sua carriera, soprattutto in musei oppure in case private che sono state segnalate e raccolte nella pubblicazione che avevamo fatto in occasione della prima mostra sul Besarel del 2002 a Belluno. Oltre alle cornici, subito dopo questo periodo fiorentino, si era cimentato anche nel costruire un bellissimo tabernacolo che ora si trova
nella chiesa di San Rocco, risalente al 1864. In precedenza aveva realizzato 4 statue degli evangelisti per il Duomo di Belluno nel periodo bellunese tra il 1856 e il 1860, e a Belluno appunto lasciò quest'opera molto, molto interessante del tabernacolo di San Rocco, in cui si ritrovano soprattutto negli angeli cariatide delle impronte rinascimentali. E cominciò anche a realizzare le prime statue delle Madonne, numerose Madonne con bambino, con vari appellativi, diciamo così, che si trovano innanzitutto nelle chiese di Zoldo, che era la sua terra, ma anche in altre chiese di tutta la provincia di Belluno, non solo, ma anche del Veneto, che eravamo andati a fotografare per la realizzazione dell'opera Gli scultori Pancira Besarel di Zoldo. Una statua particolarmente ben riuscita e che veramente merita risalto è la statua della Madonna del Rosario di Cesio Maggiore, di una grande pacatezza, di una grande essenzialità, Madonna con bambino del 1867, a cui seguì una statua della Madonna del Rosario, ma con alcuni angioletti ai piedi, che si trova nell'arcidiaconale di Agordo, 1868, anche quella molto bella, sempre in legno di cirmolo, e conservata all'interno di una teca su cui abbiamo trovato molta documentazione, su cui sono state operate anche degli interventi successivi fino al 1896. Ecco, mentre la Madonna del Rosario della Pieve di San Floriano di Zoldo è successiva, risale agli anni 90, così come l'altare della chiesa di Fusine, di Zoldo Alto, e anche le opere rilasciate nella chiesa di Donte. Nella chiesa di Dont, che era dedicata a Santa Caterina d'Alessandria, Besarel fece un monumento molto molto interessante dedicato ad Andrea Brustolon. Bisogna ricordare che Andrea Brustolon, pur vissuto nel secolo tra il 1600 tra 6 e 700, insomma, no? Quindi con un secolo di distanza, era considerato il suo maestro ideale, cioè lui si è sempre ispirato ad Andrea Brustolon. E questo monumento suggella il grande interesse che Valentino Besarel aveva per Andrea Brustolon. Viene richiamato questo suo interesse anche in alcune cornici in cui vengono sintetizzate le opere principali lasciate dal Brustolon nella provincia di Belluno, ossia 2 altari nella chiesa di San Pietro. Proprio vengono esplicitamente citate queste opere, una cornice per il palazzo municipale, eccetera, e molto altro, e poi 2 altari per la chiesa di Mareson di Zoldo Alto, che sono particolarmente belli. Quindi lo spirito di Andrea Brustolon aleggia sempre nella carriera artistica di Valentino Pancira Besarel.
la sua lunga carriera, che termina nel 1902, vede anche delle opere fuori della provincia, fuori del Veneto, fuori anche dell'Italia, per esempio alcune opere apprezzabili che si trovano al Museo di Innsbruck, altre che si trovano anche oltreoceano, però mi preme sottolineare un'opera che l'aveva reso particolarmente famoso, ossia l'altare portagioie per la regina Margherita, che Valentino Pancirabesai realizzò nel 1884. Devo dire che molte sono le opere che Valentino realizzò per la regina Margherita, che aveva conosciuto anche come principessa, la quale era abituata a frequentare l'atelier di Valentino, sia nel palazzo importantissimo sul Canal Grande, che comunque lui riuscì ad arredare soltanto dal 1883, sia anche nelle residenze precedenti che lui aveva a Venezia. E alla regina Margherita, quando era ancora principessa, lui dedicò una sedia che teneva nel suo studio con particolare interesse, che aveva raffigurato una Margherita come contrassegno. Ecco, per la regina Margherita aveva realizzato anche una gondola che ora si trova al Museo Etnografico di Roma, al Museo Pigurini, di cui lui ha realizzato soprattutto le parti decorative, naturalmente, perché la gondola stessa era fatta dal suo consuocero Beppo Casal di Venezia. Possiamo dire che quest'uomo, che proveniva da una famiglia molto povera, che si è fatto dal nulla, frequentando comunque l'Accademia delle Belle Arti a Venezia mentre lavorava nel suo laboratorio di Belluno, dimostra come un montanaro artigiano, però assetato di bellezza, possa arrivare a delle mete veramente elevate sul piano artistico.